È un Natale sobrio quello che nuoresi e sardi si apprestano a celebrare, una festa all'insegna delle tradizioni in cui una parte importante rivestono le funzioni religiose che dopo il prologo della liturgia della novena si svolgeranno in tutte le chiese dell'isola. Un sentimento che unisce tutte le generazioni e che riporta al significato più profondo di una festa che col passare degli anni ha assunto connotazioni consumistiche. Ma la crisi che attanaglia i nuoresi da almeno 10 anni ha riportato tutto ad una dimensione più semplice e un ritorno al passato che non sempre è un male. Quanto al clima natalizio, nonostante gli addobbi, nelle vie del centro la voglia di festeggiare è poca. Non c'è stata la tradizionale invasione dai paesi vicini che si registrava fino a qualche anno fa. I soldi sono pochi e l'entrata in crisi in contemporanea di tutti i comparti lascia poco spazio allo shopping natalizio. Neanche i saldi anticipati sono riusciti a far risalire la curva dei consumi. La pubblica amministrazione arretra, l'industria è al collasso, artigianato, commercio ed edilizia arrancano. Il turismo è in crisi. Tutto questo non poteva che riflettersi sui bilanci familiari. Gli euro residui sono destinati a pagare la marea di tasse e gabelle che Stato, Regione e Comuni impongono, fornendo per di più servizi di livello sempre più basso. Entro il 27 dicembre i nuoresi dovranno saldare le tasse il cui pagamento è stato rinviato di un mese nei comuni alluvionati. Questo salvo che il governo non emetta un nuovo decreto in tempi brevi. E l'incertezza ha sicuramente raccomandato prudenza nelle spese. In definitiva non sarà un Natale di guerra perché serve comunque un senso delle proporzioni, ma difficile, con nubi oscure che si addensano sul futuro, con una crisi sempre più aggressiva e una classe politica a tutti i livelli incapace di dare risposte o di indicare la via da percorrere.